Un 27enne moldavo senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per la violenta rapina commessa lo scorso 25 novembre nel bar Aurora di Mogliano Veneto, dove il giovane incensurato si era attardato quella sera a giocare ai videopoker. Alterato dal troppo alcol, aveva litigato con il gestore, un cinese di 40 anni, colpendolo alla testa con una bottiglia e sottraendo dal registratore di cassa circa 1.500 euro. Quindi era scappato. Dopo la denuncia ai carabinieri di Mogliano sono scattate le indagini. I militari dell'Arma hanno passato al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza interna del locale e raccolto diverse testimonianze di altri avventori presenti nel bar, fino a risalire, nell'arco di un paio di mesi, all'identità del 27enne, che non avendo precedenti né un domicilio fisso non è tuttora semplice da rintracciare. Le sue ricerche sono in corso nell'intero territorio provinciale. I carabinieri hanno accertato che il giovane era in possesso di un documento falso dal quale risultava essere romeno, espediente non raro per evitare l'espulsione dallo Stato in caso di controllo.